Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. L'Eco del Vinitaly 2011 continua con una scia di positività all'insegna delle eccellenze del vino Made in Italy. In particolare il record di presenze straniere, ben 48.000 visitatori da più di 50 paesi di 4 continenti, su un totale di 156.000 presenze, ha portato l'Italian Sounding ai 4 angoli del pianeta. In questa seconda puntata di Cronache Trevigiane, dedicata al 45esimo Vinitaly, tocca all'assessore al turismo della regione del Veneto, Marino Finozzi, analizzare il fenomeno crescente del turismo enogastronomico che mette in stretto contatto il visitatore e il territorio che lo accoglie. Qual è miglior cosa di assaggiare un vino nel luogo di produzione? Perché si portano delle emozioni e esperienze a casa che forse è difficile ripetere. I recenti dati sul turismo veneto, registrati nel mese di gennaio 2011, hanno segnato un più 12,8% negli arrivi e un più 8,1% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2010. Da tempo la regione del Veneto ha avviato una politica vincente nel campo turistico, promuovendo diversi progetti. Quindi ci sono progetti che mirano proprio a far arrivare la gente laddove i nostri prodotti nascono, perché è un territorio straordinario, ricco di storia, ricco di tradizioni, ricco di paesaggio, che merita di essere vissuto anche attraverso i nostri prodotti. Il prossimo progetto riguarda la nuova legge sul turismo che individua il territorio in temi turistici. I grandi temi riguardano appunto mare, montagna, lago, terme, città d'arte, ma c'è un nuovo tema che riguarda la pedemontana e i colli, che va proprio a colpire un'area dove c'è la maggior produzione del vino veneto. Lasciamo per un attimo il Vinitaly ed andiamo a scoprire un mondo di sapori primaverili. Con il prossimo servizio di Cronache Trevigiane ci spostiamo lungo il fiume Piave. Entra nel vivo la stagione dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP e il prossimo 5 maggio aprirà i battenti l'evento di punta della rassegna. La 36esima mostra concorso dell'asparago ospitata proprio a Cimadolmo. Abbiamo incontrato Graziano Dall'Acqua, presidente della Strada dell'Asparago, e gli abbiamo chiesto quale sia la particolarità di questa festa. È l'unica mostra concorso rimasta. Ci tengo a precisarla perché quando facciamo delle mostre concorso sappiamo che chi non vince non è molto contento, però crediamo in questo anche perché vogliamo che tutti i prodotti esposti vengano premiati per la loro tipicità e la loro peculiarità. Proprio per questo premiamo il miglior prodotto esposto per ogni zona di produzione. Accanto alla mostra, anche quest'anno, tantissimi eventi che coinvolgono anche gli altri 11 comuni di produzione e i ristoratori locali. Sono infatti ben 21 i locali che danno vita al circuito a tavola con l'asparago bianco di Cimadolmo IGP, che fino al 22 maggio proporranno speciali menù ed abbinamenti. Ma gli eventi non finiscono qui. Oltre all'asparago abbiamo il vino e come vino nostro autoctono abbiamo il Raboso e abbiamo il Manzoni. Proprio per questo la mostra di vini che teniamo a Cimadolmo è basata su questi due vini. Sentiamo allora Roger Fornitz, produttore che porta avanti una nuova filosofia nel suo lavoro, quella dell'agricoltore con la camicia. Noi dobbiamo cercare di fare una promozione dove dobbiamo uscire a vendere non vino e asparagi, ma vendere asparago di Cimadolmo, Manzoni bianco, Raboso, perché questi sono i prodotti che meglio ci valorizzano al di fuori del nostro territorio. La stagione dell'asparago è anche un momento importante per confrontarsi sul prodotto, partendo proprio dalle aspettative sulla produzione. Sentiamo il presidente di Apo VF, Lino Rossi. Il 2011 è favorevole, perché abbiamo avuto le piogge anticipate, però adesso la primavera sta a prenderci con bel sole che scalda i filari di asparigiae e la produzione è veramente favolosa e ottima. E se da un lato la stagione favorirà la produzione, dall'altro è importante che il marketing e il mercato siano pronti a promuovere e vendere l'asparago IGP. Ecco perché Apo VF ha messo in campo una nuova idea:
come ci spiega il direttore Dalbò. Per definire l'asparago bianco di Cimadolmo lo possiamo definire solo quello che si trova all'interno di una confezione verde che è un calibro 19-24 o rossa che è un calibro 15-19 e la troviamo in una confezione sia da chilo sia da mezzo chilo garantita dal consorzio di tutela dell'asparago bianco di Cimadolmo. Quello che non c'è all'interno della scatola, quello che viene venduto senza scatola, senza questa confezione, non è asparago bianco di Cimadolmo IGP. La 45esima edizione del Vinitaly si è caratterizzata per la presentazione di numerose novità in ambito enologico. In particolare è stata l'occasione per il consorzio Lison Pramaggiore di lanciare la nuovissima Lison DOCG, stappando proprio dallo stand della Regione del Veneto le prime bottiglie con la celebre fascetta. Si è trattato di un traguardo raggiunto con costanza e determinazione, come ci spiega il direttore del consorzio, Carlo Favero. 5 anni fa abbiamo cominciato a lavorare su questo prodotto. Abbiamo analizzato il mercato, abbiamo analizzato i nostri prodotti in casa, abbiamo deciso di puntare sull'ex Tokai. Da qui abbiamo cominciato a lavorare in cantina, in vigneto, abbiamo cominciato a investire su questo prodotto, abbiamo dato un taglionetto con il vecchio nome, abbiamo deciso di investire sul nome Lison, tanto che già dal 2000 nel disciplinare Lison Pramaggiore veniva inserito il nome Lison quale denominazione per l'ex Tokai. Tutto questo lavoro di miglioramento della comunicazione del prodotto poi alla fine ci è stato riconosciuto sia dalla Regione sia dal Ministero e ci hanno onorato della DOCG. Si è trattato di un lavoro attento che ha coinvolto in primis i produttori, uniti da un unico progetto indubbiamente ambizioso, come sostiene il presidente del consorzio del Lison Pramaggiore, Mauro Stival. Il concetto è riuscire ad arrivare a un punto, riuscire ad arrivare a una situazione vincente sicuramente. La dobbiamo fare però tutti assieme, la dobbiamo fare con i produttori. Io dico sempre c'è una generazione nuova di produttori, c'è una generazione che sta arrivando sempre più caricata, sempre più volenterosa di farsi vedere con qualcosa di interessante e qui abbiamo dato la possibilità di farlo. L'ottenimento della celebre fascetta di OCG segna un passaggio forte nella storia del vino bianco prodotto nel porto gruarese, ma per il direttore non si tratta di un punto d'arrivo. Negli ultimi anni il prodotto ha avuto un crollo importante sia nella produzione sia nelle vendite perché non veniva conosciuto, perché non c'era l'incertezza del nome. Adesso da qui abbiamo una pagina nuova da scrivere. Ci prendiamo ora una piccola pausa dal grande mondo dei vini italiani e ci spostiamo nel Trevigiano con il prossimo servizio di cronache trevigiane che ci porta a conoscere un'interessante novità in casa Veneto Banca. 572 sportelli, di cui 168 in Veneto, gli altri a costruire una fitta rete tra Piemonte, Marche e Puglia, per non parlare anche di una strategia ad est con filiali in Croazia, Romania, Albania e Moldavia. Un gruppo bancario che nella classifica nazionale è diventato il 12° tra i pochissimi a registrare negli ultimi anni il segno positivo. Stiamo parlando del gruppo Veneto Banca che si appresta a riunirsi in assemblea sabato 20 aprile. Al presidente Flavio Trinca abbiamo chiesto un'analisi sullo stato di salute del gruppo che ha sede a Montebelluna. Una banca solida, è una banca che dà reddito e quindi questo è il messaggio che io vorrei far avere ai soci in assemblea, quello di essere sereni e di soprattutto avere la certezza che i loro risparmi e i loro investimenti in Veneto Banca saranno sempre mantenuti e saranno sempre osservati con grande attenzione. Il 2010 è stato un anno importante per il gruppo Veneto Banca al fine di raggiungere il consolidamento sperato, come ci conferma l'amministratore delegato Vincenzo Consoli. È stato un anno impegnativo perché abbiamo fatto 3 operazioni straordinarie, siamo partiti a marzo con Carifac, successivamente a maggio con Banca Apulia e adesso con l'operazione BIM, l'OPA si è conclusa ieri. E quindi 3 operazioni straordinarie in un solo anno sono effettivamente impegnative, però devo dire che nonostante questo gran lavoro l'esercizio 2010 è stato un ottimo esercizio anche in termini economici, si è chiuso con un risultato netto di circa 114 milioni, praticamente in linea con quello dello scorso anno, quindi visti i tempi lo considero davvero buono. Se nel 2005 il gruppo Veneto Banca vantava 16.000 associati, oggi ne conta addirittura 44.000.
e alla prossima assemblea si proporrà un rendimento dell'azione Veneto Banca vicino al 5%. Noi avevamo una strategia che era quella di legare il Piemonte al Veneto e poi scendere fino in Puglia. Diciamo che le fondamenta sono state fatte. Oggi Veneto Banca è cresciuta molto, siamo il 12° gruppo italiano per masse amministrate, per totale attivo, quindi è diventata una cosa importante, direi, nel panorama nazionale. Proporremo all'Assemblea dei Soci di aumentare il valore da 38,25 a 39,50, in più paghiamo un dividendo di 0,60 centesimi, quindi 0,60 più 1,25 dovremmo pagare, se così si può dire, 1,85, che corrisponde a quasi un 5%. Di questi tempi mi pare sia un ottimo rendimento. L'utile che noi presenteremo in assemblea ai nostri soci è un utile vero, un utile che non ha plusvalenze, quindi i nostri soci saranno senz'altro soddisfatti. Ora la palla passa ai soci, attesi in assemblea il prossimo 20 aprile. Ritorniamo al 45° Vinitaly e andiamo a visitare una realtà davvero particolare nel panorama vitivinicolo trevigiano. Si tratta della cantina produttori Campo di Pietra, una realtà che in 50 anni è cresciuta grazie al lavoro di squadra, alla forte cooperazione e alla capacità di creare sinergie, come afferma il presidente Ircano De Lucca. Fare squadra è importante in questo momento qua per sfondare, specialmente per quanto riguarda l'estero. La commercializzazione estera costa. Se sei forte hai possibilità, se hai bilanci importanti riesci anche a far fronte all'estero, altrimenti se sei la piccola azienda hai problemi grossi. Un mercato sempre più competitivo dunque, dove salvaguardare la redditività delle imprese diventa una vera e propria sfida. Una sfida che la cantina è pronta a raccogliere con i suoi vini di punta. Ai nostri microfoni il direttore Franco Passador. Abbiamo il Prosecco che in questo momento è il prodotto leader del nostro territorio, adesso abbiniamo il Pinot Grigio, lo Chardonnay e tra i vini rossi sicuramente il Cabernet e il Merlot. Ma per affrontare i mercati è fondamentale che anche una realtà di circa 500 soci con poco più di 1000 ettari di vigneti si confronti con i compratori stranieri e per il direttore Passador il Vinitaly è una grande opportunità. Il Vinitaly 2011 ci sta dando ottime soddisfazioni sia in termini di partecipazione della clientela italiana ma soprattutto in termini di operatività verso i mercati esteri. C'è la conferma dell'interesse delle nostre produzioni dal mercato russo, ma buone soddisfazioni e un trend positivo di vendita ci viene confermato anche dal mercato inglese e dal mercato americano. Con questa realtà vitivinicola lungo la strada dei vini del Piave si chiude la prima parte di Cronache Trevigiane che torna dopo un pizzico di pubblicità ancora con tanto Vinitaly. Oggi la bontà, la freschezza e la genuinità dell'asparago bianco di Cimedolmi GP sono garantite dalla nuovissima confezione. Scegliela rossa o verde, cambia il calibro, non la qualità. È un'esclusiva ApoVF.